Venezia, leggende e fantasmi. Molti possono immaginare che Venezia è anche un luogo popolato di spiriti. Difatti, sono moltissime le storie di fantasmi che si racconta aleggiano lungo le calli e i campielli veneziani, come la tradizione lo spirito di un defunto morto con una gravissima colpa o violentemente assassinato rimane legato per sempre a un luogo preciso. Uno dei più famosi fantasmi veneziani è quello del campanaro di San Marco, di nome Zani, il cui scheletro è conservato nel Museo di Storia Naturale al Fondaco dei Turchi, di fronte a San Marcuola. Anche Gianni Nosenghi lo cita nel grande libro dei misteri di Venezia, risolti e irrisolti. Questo scheletro, colpevole di aver venduto le sue ossa alla scienza per avidità, si allontanerebbe alla mezzanotte dalla sala del museo per andare a suonare i 12 rintocchi del suo campanile. Altro celebre spirito infesta le stanze di Ca' Mocenigo, Giordano Bruno. Proprio in questo palazzo egli fu tradito e tenuto prigioniero prima di essere consegnato nelle mani dell'Inquisizione, la Santa Inquisizione. In tempi anche recenti, alcuni degli inquilini che vi risiedono tuttora dicono di essere stati infatti turbati dal fantasma del filosofo che a volte appare. Nelle acque antistanti l'isola di San Michele, il cimitero di Venezia, vi potrebbe capitare di vedere lo spirito di una bambina, Giuseppina Gabriel Carmelo, morta annegata nel 1904 per uno scontro tra imbarcazioni. La gondola su cui viaggiava a causa della nebbia si scontrò con un vaporetto. Si dice che nelle notti di nebbia a volte capita di vedere, da brivido, una piccola bara galleggiante con 4 ceri accesi sul coperchio. È Giuseppina che si mostra per evitare che i traghettatori le vengano ancora addosso. In campo di San Piero, a Castello, il fantasma della giovane età tosca si aggira vestito da sposa e cerca disperatamente il dito, the ring finger dell'anello che un giorno le fu tagliato. Solo così potrà celebrare il suo matrimonio. Alright, thank you guys. Let's read some more. Yeah, one more. It's quite interesting. In campo San Barnaba, invece, è possibile addirittura imbattersi in una mummia, quella di un crociato francese, morto in maniera disonorevole in città prima dell'imbarco per la Terra Santa. È ancora oggi alla ricerca di un gesto nobile da compiere, unica maniera per riscattarsi. Da notare è proprio in campo San Barnaba che Indiana Jones si ritrova lungo il viaggio alla ricerca del Santo Graal nella sua ultima avventura. That's why I want to keep reading. Looks interesting. Nei pressi del ponte di Rialto e più precisamente in Campiello del Remer, che si affaccia sulla riva del Canal Grande, nei pressi del ponte di Rialto vi potrebbe capitare di assistere ad una agghiacciante visione. Il corpo di Fosco Loredan che affiora dall'acqua con la testa di sua moglie Elena tra le mani, che lui stesso mozzò in un impeto di gelosia. And we complain of nowadays violence, but you know what? Da ultimo il dolce fantasma della ragazza senza nome di Palazzo Grassi che sussurra all'orecchio delle donne il loro nome di battesimo e una volta salvò la vita a una persona. Più che uno spirito si direbbe un piccolo angelo calato tra gli uomini. Oh, I love this. Okay guys,
I keep going with reading randomly for some facts, and curiosities and interesting things about everything, really, from A to Z. No subject will be left behind from me, okay? Because I think that the general culture about everything it can really get improving the learning of language, okay? So I hope that you like this, and please now, as the exactly the actors doing with when learning their part on the movie, please check my script and try to dub also during the video. Okay, you rewind the video, trying to dub my voice, my cadenza in the reading is the most important, and my tone, okay, the accents and so on. Okay, thank you guys, bye, see you next, ciao.